Allora amici cari, ci troviamo da Gigino, o figlio del presidente dell'originale in via Duomo, è un altro emblema della pizza napoletana, e ci troviamo qua per gli auguri di buon Natale. Abbiamo anche la mamma di Gigino, eccola qua, la signora, la presidentessa, la signora Maria, la Presidente. La Presidente. Signor, che ne pensate di Gigino? È roba buona. È roba buona, come è buono tutto lo staff, Gigino, il caro Peppino, abbiamo Salvatore, abbiamo Elio. Signori cari, vuoi fare i tuoi auguri? Sì, faccio gli auguri da parte mia e da parte dello staff per tutti, non per i buoni e per i brutti. Per tutti quanti. Auguri di buon Natale. Natale all'insegna del... Auguri ragazzi. Auguri. Auguri a tutti, buon Natale, buon Natale. O figlio del presidente, l'originale. Allora amici cari, un altro viaggio per trovarci con il nostro carissimo amico Enrico Porzio della pizzeria Lampo 2 dei fratelli Porzio in via Cornelia dei Cracchi, Soccavo, Napoli, per gli auguri di buon Natale a tutti gli amici, a tutti i pizzaioli, a tutti i clienti di Porzio. Enrico, allora, innanzitutto mi ha fatto molto piacere questa gradita sorpresa che mi siete venuti a trovare senza preavviso, quindi è stata veramente una sorpresa. E quindi voglio cogliere anche l'occasione per fare un augurio di buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti i miei clienti, a tutto lo staff della pizzeria e a tutti quelli che ci seguono anche su Facebook. Bravissimo. E questa pizza a Napoli, questa N sopra. Siete cascati a pennello perché proprio ieri Napoli ha vinto la Supercoppa italiana fra la gioia di tutta la pizzeria, e in occasione ho fatto questa pizza per loro perché sono i nostri campioni e noi tiferemo sempre Napoli. Bravissimo. Allora che mangiamo questa pizza formato Napoli? Diciamo che io più che a mangiarla incornicerei perché è peccato a mangiarla. Bravissimo, vabbè, ma la vittoria va anche gustata. Contro la Juventus ancora di più, credetemi. Bravissimo. Allora, tanti carissimi auguri di buon Natale a tutti. Da parte mia, o master della pizza, Gennaro, o master della pizza, e da parte di Enrico Porzio dei fratelli Porzio, pizzeria Lampo 2, via Cornelia dei Cracchi, Soccavo, Napoli. Grazie. Allora, eccoci qui nell'antica pizzeria Portalba, l'emblema, la storicità della pizza napoletana, e ci troviamo con Gennaro Luciano, il maestro pizzaiolo di Napoli. Luciano, guarda che un maestro della pizza, solo il cappello c'ho oggi, ma guarda che mi sono tolto l'abito per essere più elegante, perché l'occasione è prelibatissima, cioè oltre alla pizza naturalmente dobbiamo dare a tutti i nostri telespettatori, amici di Facebook, YouTube e tutte gli auguri del Santo Natale con la bella pizza napolitana. È normale. Allora, io auguro a tutti un felice e bellissimo Natale per tutti, e anche un grande Capodanno con un grande fine anno, con un principio di buon anno. A tutti quanti, a presto, vederci con una buona pizza, con Gennaro Mastri per la pizza. Grazie, tanti auguri a te, alla tua storicità, al tuo emblema. Grazie, tanti auguri e a tutto il personale della pizzeria Portalba. Un bacione. Allora amici cari, è giunto il momento della buonanotte. Veramente ci siamo divertiti stasera e abbiamo assaggiato tutte le tue prelibatezze e ci siamo veramente deliziati. Una cosa meglio di quello non ci poteva stare stasera. Quindi io vi saluto e vi auguro tanta felicità per questa notte e per tante notti ancora, e vi auguro di avere un'affluenza ancora maggiore di quella che già avete, perché vi ho meritato tutto quanto. Buonanotte, voglio. O master vi saluta e se ne va. Buonanotte, voglio. E che sarà la birra combinata, capito? Vabbè. No, ma perché deve che ne va con tutta la guappa. Ah sì, non ci avevo fatto caso. Comunque lo vado a smaltire nel mio letto. Buonanotte. Buonanotte e buona pizza a tutti. La pizza di Solo Pizza, via Manzoni 26. Buonanotte, voglio. Buonanotte.
amici cari, abbiamo lasciato un po' che pizza, siamo venuti in mezzo alla carne. Ci troviamo con il nostro carissimo amico Patrizio, i famosi preparati di Patrizio, li trovate su YouTube, Facebook, un po' a tutte parti e su Antenna 3, anche di 24. Il grandissimo Patrizio con i suoi preparati è una cosa stupenda, meravigliosa, e siamo qui per farvi gli auguri di buon Natale. È vero Patrizio? È certo, tanti auguri a tutti i miei telespettatori che guardano la mia trasmissione, anche a Gennaro, il nostro regista che è sempre presente, ormai è diventata la nostra, come si dice, la nostra ombra per Gennaro. Non mi ha creduto, ma è sfastidiato proprio, su Francesco Contrastato. Ci credo, non può che pazienza. No, perché non ti penso una cosa, ne penso no, non sai manco tu quello che ha fatto. È una guerra in capo, come si dice. È vulcanico. È vulcanico, è bene così. Così tutti i registi sono, lo sai. È un po' esagerato. Vabbè, è vero che il vulcano è più esplosivo. Però Anduino sempre tutte cose. Certo. È una persona in gamba, non perché sta davanti a noi, ma comunque una persona in gamba. E faccio tanti auguri a tutti i nostri telespettatori, come dicevo prima. Guardate i nostri programmi e state sempre nei nostri cuori. Allora, i programmi sono i preparati di Patrizio e Gennaro, o Master della Pizza. Questo è il tuo valente collaboratore. Il mio valente collaboratore. Gli auguri da parte Crescenzo. Tantissimi auguri a tutti i telespettatori. E a tutti i nostri clienti che ci sopportano dalla mattina alla sera. Grazie, di nuovo auguri di buon Natale. Grazie, auguri a tutti, grazie. Ci risiamo anche quest'anno con noi di Todis, auguriamo a voi un buon Natale e felice anno nuovo. Vi aspettiamo, auguri!